Oste, una birra! Your red lips and funky beat, you better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Ciao, sono Luca Gottardo e sono qui per dire che opportunità pazzesca è questa. Swing those hips around, can't stop, roll back down, my ladies, short. Qui stiamo parlando non solo di un'osteria, ma di un'opportunità di business con camere o comunque abitazioni annesse. Siamo su una strada di passaggio tra Camalò e Volpago del Montello, con la possibilità di avere un parcheggio qui davanti, proprio di fronte all'attività. Andiamo a vederla perché voglio farvela vedere tutta. Questo è il bar, proprio in vetrina, con posti a sedere, ma ce ne sono anche sulle due stanze di là, che dopo vediamo, e dei posti lungo il bancone. Bancone tra l'altro molto molto grande e lascia spazio anche alla vetrina per tramezzini, panini, quello che uno vuole fare, e molti piani d'appoggio, quindi devo dire che è uno spazio molto ben organizzato. Da questa parte invece passiamo in un altro ambiente, un'altra possibilità, che è quella del ristorantino, pizzeria, quindi una sala con molti più posti a sedere che dà effettivamente molte opportunità. Qui c'è anche un'uscita di sicurezza e in fondo invece troviamo i due bagni, maschio, femmine, ovviamente con il bagno per le persone con disabilità. Il garage è davvero immenso, ci stanno 4, 5, anche 6 macchine ed è veramente ben accessibile, nel senso che ha il portone bello grande e anche questo spazio di manovra è molto molto ampio. E qui ci sono appunto alcune aiuole, diciamo un giardino, quindi anche spazio verde, e in fondo lì è l'altro accesso, quindi abbiamo l'osteria da una parte, l'accesso carraio dall'altra per le abitazioni. Abitazioni che si sviluppano al piano superiore e abbiamo un accesso sia interno ma anche da queste scale. Prima di farvi vedere la parte abitativa, volevo farvi vedere queste due stanze adibite a cucina e salotto, tra l'altro ristrutturate da pochissimo. E vi ricordate cosa vi dicevo all'inizio delle due stanze direttamente collegate all'osteria? Ecco, sono proprio queste. Vedete, da questa parte c'è il bar, quindi queste potrebbero essere due stanze con dei tavolini pavata alla carta, oppure collegate al ristorante, quindi altro spazio per tavoli da mangiare. E vi faccio vedere allora il collegamento poi interno al bar e alle abitazioni. Il bar appunto e da questa parte l'accesso alle camere. Avete visto?
Tra l'altro tutto tenuto magnificamente, sono 3 camere e 2 bagni, di cui uno in suite. Merita veramente tanto. E poi da questa parte invece abbiamo il mini appartamento che è collegato dall'esterno. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Visto? È un'occasione pazzesca. Qui abbiamo osteria, camere, veramente è unica e io sono già in fermentazione. Qua si chiude tutto, quindi è meglio correre. Tell me now, I guess I'll never know. But if you don't